Siamo entrati con le nostre telecamere all'interno di un'importante centrale idroelettrica a Padovana. Allora andiamo a scoprirne i segreti. La forza della natura, l'impeto dell'acqua, tutto questo viene trasformato in energia pulita. Qui siamo alla centrale idroelettrica di Ponte di Carturo, a San Giorgio in Bosco, nell'Alta Padovana. Porte aperte per visitare la struttura sul fiume Brenta in occasione della settimana dell'ambiente veneto. L'assessore regionale all'ambiente e alla difesa del suolo, Maurizio Conte, a fare da padrone di casa e a spiegare ai giovani l'importanza di una centrale idroelettrica e delle energie rinnovabili. L'intervento dell'uomo che può anche andare in sinergia con la natura, produrre energia pulita con un impatto veramente limitato. Quindi possiamo dire che questo è il futuro a cui la Regione, insieme appunto al Veneto, guarda per garantire una varietà di approvvigionamento dell'energia, ma soprattutto guardare a quelli che sono gli obiettivi di Kyoto per garantire il minor impatto ambientale e il consumo e soprattutto il risparmio energetico. L'impianto idroelettrico di Ponte di Carturo, a San Giorgio in Bosco, permette di risparmiare 2.805 tonnellate di petrolio ogni anno. Questo vuol dire 6.600 tonnellate di CO2 in meno presenti nell'atmosfera. Traguardi importanti ottenuti per l'ambiente. A livello regionale, l'idroelettrico è la fonte rinnovabile predominante. Rappresenta il 34% della produzione elettrica veneta. Questa centrale idroelettrica quanta energia produce e quante famiglie riesce a soddisfare? Produce 4 megawatt di energia elettrica, vuol dire poter garantire 1000 abitazioni, 1000 famiglie. Quali sono i progetti che riguardano le energie rinnovabili? Innanzitutto guardare proprio all'idroelettrico, cercare di incentivare anche la mini produzione, perché noi abbiamo un sistema di deflusso delle acque superficiali secondario molto importante che può anche con piccole centraline produrre tanti megawatt di corrente. Come funziona? Cioè, quali sono i segreti di questo impianto? Facciamo un esempio, io vedo che l'acqua sta entrando qui, entra da quella parte, poi che percorso fa l'acqua quando incontra le turbine, no? Le turbine, allora, viene incanalata attraverso 2 condotte in cemento armato interrate e incontra le 2 turbine lì a valle e viene scaricata, fa girare le turbine, dissipa l'energia che aveva e viene scaricata e torna sul corso naturale del fiume. Il rispetto della natura è la condizione principale con la quale si vuole agire. Ecco perché sulla sponda destra del fiume è stata realizzata una rampa per la risalita dei pesci. Tutto deve seguire il normale corso degli eventi. Continuano a piovere inviti a Papa Francesco per una visita a Padovana.